Buon pomeriggio, nuovo appuntamento di Anteprima Sport, tanti gli argomenti di oggi, parleremo di Serie A, di Serie B ma anche di Serie C perché c'è stato questo turno infrasettimanale per tutte le formazioni calabresi dalla massima serie anche alla Serie C, parleremo di questo e di tanto altro e lo faremo in compagnia degli ospiti. Io vi vado a presentare il mister che torna in studio con noi, buon pomeriggio a mister Franco Gagliardi. Buonasera a tutti e grazie a te. In collegamento abbiamo Francesco La Luna, giornalista di Cosenza Channel. Buon pomeriggio Francesco, ti vedo benissimo. Buonasera a te e grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori di TEN. E dalla Mezia invece vedo già in bassa frequenza abbiamo Silvio Zizza. Mister, lo possiamo fare parlare a Silvio? Che dice? Già ride. Se no lo saluto e lo ringrazio. Già ride, come fai a non farlo parlare? Già ride. Buonasera a tutti, un saluto specialissimo al caro mister e devo dire ad Anna, complimenti perché hai ricostituito una coppia. Infatti Silvio, Coppia del gol. La coppia del gol, possiamo dire così visto che siamo in ambito calcistico, ecco. Non ho avuto però mai la fortuna, ecco questo è il mio cruccio, non ho avuto mai la fortuna, vabbè, mai dire mai, di poter fargli il secondo a mister Gagliardi come direttore, come allenatore no, perché allenatore come direttore magari. Chissà, ancora la strada è molto lunga. Chissà, mai dire mai. Anche se il mister ogni tanto mi dice no ma io faccio solo l'osservatore, guardo però io secondo me... Hanno visto la Sallonga, si dice la mezza. Allora, buon pomeriggio Silvio. Iniziamo partendo dalla Serie A, mister, perché insomma è stata una settimana abbastanza complicata. Possiamo dire che c'è stato l'esonero di Stroppa, il turno infrasettimanale con l'esordio di Serse Cosmi in panchina, però non è andata bene al mister nuovo che è arrivato, vabbè, ha lavorato pochissimo, neanche un giorno di lavoro, poi si è giocato il turno infrasettimanale di Serie A. Però questo Crotone, andiamo a vedere innanzitutto la classifica, mister, per renderci conto di qual è la situazione delle squadre di Serie A, perché troviamo l'Inter in testa a 59 punti, non è contento di questa posizione Silvio, che lo so benissimo, il Milan segue a 53 punti, Atalanta e Juventus a 49, la Roma a 47, il Napoli a 44, la Lazio a 43 e la Verona a 38, Sassuolo 36, poi troviamo la Sampdoria a 31 punti, l'Udinese a 29, il Bologna a 28, il Genoa a 27, Fiorentina, Spezia e Benevento, il trittico a 25 punti, Cagliari a 21, Torino 20, Parma a 15 e Crotone a 12 punti, questa ultima posizione per i pitagorici. Vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie A, la settima giornata del girone di ritorno, Crotone-Torino, un'altra sfida importante per i pitagorici, Fiorentina-Parma, Hellas Verona-Milan, Inter-Atalanta, Juventus-Lazio, Napoli-Bologna, Roma-Genoa, Sampdoria-Cagliari, Spezia-Benevento e Udinese-Sassuolo. Partiamo proprio da qui, mister, da questo cambio tecnico in panchina, poi c'è stata questa sconfitta, adesso una sfida abbastanza proibitiva con il Torino, anche se insomma chiederemo poi a Francesco La Luna quali sono le novità, visto che il Torino le ultime gare insomma sono state un po' a singhiozzi. Vediamo un attimino cosa ne pensa lei di questo Crotone. Ma il cambio è un fatto insolito per quanto riguarda la piazza di Crotone, anche perché ritengo che a Crotone difficilmente gli allenatori, specialmente giovani, sono stati mai cambiati. Il fatto del giorno però non è il cambio, è la posizione in classifica che presenta già alla prossima partita una gara decisiva. Infatti si giocherà Crotone-Torino e se noi guardiamo la classifica, specialmente sul fondo, il Torino è la prima squadra, l'unica squadra più abbordabile nel momento in cui si dovesse vincere, speriamo si possa vincere, per poter sperare in un aggancio alla salvezza, ma anche perché Crotone vedo che ne ha 12 punti e il Torino ne ha 20, è normale, no? Sì. E subito ci pone una chiave di lettura, non dico drammatica, però speranzosa, perché se è vero come è vero che a Crotone non sono stati cambiati in maniera repentina gli allenatori quasi mai,
se c'è stato il cambio vuol dire che qualche cosa andava fatto. Non credo che Serse Cosmi è andato a Crotone soltanto per trainare la barca fino alla fine del campionato. Io ritengo che c'è da parte del Crotone la voglia di fare meglio da qui in avanti. Se il meglio poi dovesse portare alla salvezza, io ritengo che andava fatto il passaggio di consegne. Per quanto riguarda poi il futuro, io spero che il Crotone possa pensare di gestire al meglio i calciatori che dovranno servire da qui alla fine, ma ancor di più scegliere i calciatori che dovranno malauguratamente riuscire a far vincere il campionato prossimo per poter di nuovo risalire qualora dovesse paventarsi l'idea di una retrocessione. I malpensanti, mister, parlano di questo paracadute e che quindi questo Crotone si sia, diciamo, tra virgolette, rassegnato alla retrocessione proprio per acquisire questo paracadute, che è una cifra abbastanza cospicua. Ma io questo non vorrei pensarlo e non lo posso pensare, perché conosco la famiglia Vrenna da tanto tempo per quel che riguarda il mondo del calcio. Mi sa, è notorio a tutti quanti i calabresi che i Vrenna sono stati vincenti a Crotone. È vero che il paracadute è un malloppo consistente che permette di poter meglio investire per l'anno prossimo, però una permanenza in Serie A diretta dovrebbe fare a meno tranquillamente del paracadute. Queste regole ci sono. Spero comunque che il Crotone possa riprendersi, che la famiglia Renna continui a lavorare così come ha fatto con i suoi collaboratori abbastanza importanti e che il pubblico di Crotone abbia fiducia nella famiglia stessa, perché ha dimostrato fino ad oggi di poter fare a meno di paracaduti e soprattutto ha sempre dimostrato di voler vincere a tutti i costi nell'ambito dell'annata che hanno sempre disputato campionati. Francesco, allora c'è stato questo allenamento mattutino per i pitagorici al centro sportivo proprio in vista della sfida con il Torino, si avvicina questa gara, la squadra si è ritrovata proprio all'Antico Borgo, leggo proprio il comunicato che c'è sul sito della società rossoblù, a chiudere conclusioni in porta, non hanno preso parte alla sessione Benali e Cigarini, quindi è un Crotone che cerca in tutti i modi di risalire la china, anche se la sfida, lo dicevamo con il Torino, è una sfida abbastanza difficile. Quali sono le ultime novità per quanto riguarda anche i Granata? Allora Anna, innanzitutto una precisazione, volevo scusarmi sia con te sia con i telespettatori per non essere lì presente in studio, ma vabbè, questioni di tipo generale, ecco, quindi ne approfittavo per questa precisazione, che ultimamente sembra che sia un affezionato di Skype, ma purtroppo il venerdì è un giorno convulso. Detto ciò, credo che, guarda, non mi sono informato sulle ultime del Torino, sarò sincerissimo, se non per fare la formazione del fantacalcio, che è lo sport nazionale. No, a parte gli scherzi, c'è questa vacatio della giurisprudenza italiana, perché non si era mai verificata una cosa del genere con così tanti casi e tante partite nella stessa settimana. Quindi la prima l'hanno rimandata, la seconda per Sattavolino faranno lo stesso iter giudiziario Juventus-Napoli. esatto, grazie, di Juventus-Napoli. E poi che dire, spero che si giochi, anche se dovessero spostarla di un paio di giorni, spero che si giochi, anche perché il Crotone non ne trarrebbe alcun giovamento nel non giocare, visto che poi comunque la partita andrà ripresa. Vorrei soffermarmi un attimo proprio su due particolari, se mi consenti, sia da parte del Toro sia da parte del Crotone. Innanzitutto sarà la partita di Davide Nicola, Sì. e questo credo che sia innegabile sotto tutti i punti di vista, ex della gara, poi lui è affezionatissimo sia a Crotone sia al Torino. Chissà, sono curioso di vedere come la affronterà, ecco, per uno spirito, sai, da osservatore esterno, da letteratura del calcio. Passami questo termine molto, molto autoreferenziale e anche mitomane. Ma detto questo, su Serse Cosmi, nuovo allenatore del Crotone. Ora, ogni sorta di rispetto verso la dirigenza pitagorica, però è una scelta che ho faticato a comprendere. Ne ho parlato
qualche giorno fa con un amico in una trasmissione che facciamo un po' per gioco su un altro collega giornalista, un po' per gioco sul web, e ragionavamo su una cosa. La scelta di Cosmi dopo, e vorrei chiedere sia al mister Gagliardi cosa ne pensa di questo ragionamento, la scelta di Cosmi dopo quello che è avvenuto l'anno scorso a Perugia io la reputo incomprensibile. Io l'ho riassunta con una frase, e chiudo perché vorrei subito la risposta. L'ho racchiusa con una frase di quella che è la mia serie TV preferita italiana, che è Boris. Cioè, è la locura. Non sapevano che fare, hanno preso Cosmi. Mi rifiuto di pensare che un dirigente bravo come Orsino sia stato così incauto dal prendere un tecnico che l'anno scorso non ha fatto così bene per un'impresa difficile come quella della salvezza del Crotone. Abbiamo visto la classifica, la zona salvezza dista ormai quasi 10 lunghezze, e se non è impossibile è a un passo dall'impossibile. Quindi non sarebbe stato meglio, chiedo al mister e chiedo anche a te, affidarsi a una guida più esperta, che reduce da risultati migliori, ecco. Oppure, visto che Semplice è stato preso, Nicola è stato preso, D'Aversa è stato preso, non sarebbe stato meglio esonerare prima Stroppa, visto che comunque i risultati non arrivavano? Io non sono riuscito a darmi una risposta, per questo chiedo l'aiuto del mister, che è persona di calcio e ne sa più di me, ecco. Mister, cosa ne pensa? Troppo bravo Francesco nell'essere è già... puntuale. Lui è puntuale in maniera sportiva e anche giornalistica, perché è capace in questo tipo di dire, no? Io non mi traggo indietro nell'esporre il mio pensiero, nel dire quello che penso, no? Se si è arrivati all'esonero di Stroppa, probabilmente per quanto mi riguarda si è arrivati all'esonero un po' tardi, questo è normale. Ma ragione nell'aria qualche settimana prima. Ritengo che determinate squadre che pensavano di dover fare un cambiamento lo hanno fatto per tempo e in tempi anche precedenti. Ma questo non vuol dire che io non sono d'accordo sull'esonero, assolutamente, no? Così come non posso nemmeno dire di non vedere bene il discorso Cosmi, no? Valendomi di ciò che ha fatto nell'ultima annata precedente a questa, no? A Perugia, così mi si parlava. Io ritengo che nell'ambito del Crotone si è eletto il momento, ed io un po' dalla televisione ho visto che un certo tipo di momento si vuole correggere, soprattutto all'andazzo, la poca determinazione, la quasi assuefazione di un gruppo che ritiene e ha sempre voluto scimmiottare il meglio in campo, e lasciatemi passare il verbo scimmiottare, per il semplice fatto che, non avendo assolutamente quelle caratteristiche di grande calciatore, perché nessuno di loro ha avuto il tempo di dimostrare di essere un grande calciatore, si stava sedendo sul fatto che si giocava bene per un certo periodo di tempo, si lasciava quasi la bocca buona per quel che riguardavano 45 minuti, però poi si riusciva a perdere anche in maniera sonora. Io ritengo che il Crotone ha pensato a tutto questo e non ci ha pensato due volte di mettere una persona come Cosmi che all'apparenza sembra un burbero, sembra uno che non guarda in faccia nessuno, e sono convinto che in un contesto di grande perdita come quello attuale saprà far valere queste caratteristiche che probabilmente hanno fatto scegliere la dirigenza del Crotone a portarlo a Crotone stesso. Io ritengo che i giocatori, ci saranno delle liti, ci saranno dei pourparlers molto contrariati anche a muso duro, e questo penso che Cosmi lo saprà fare, a prescindere se è un grande allenatore o è l'allenatore giusto per questo Crotone. Però sicuramente nello spogliatoio, e io questo è il mio pensiero, ci sarà molto da discutere, molto da menare le mani, nel senso che più che le mani la lingua, a sollecitare chi ha voglia di essere sollecitato,
per cercare di venire fuori da una situazione o almeno per cercare di dare alla piazza che merita quella solidità di pensiero verso il Crotone che ha sempre interessato e gratificato la piazza stessa. Non ci siamo dimenticati di te. E voglio sentire anche il tuo parere su questa questione, anche perché alcuni tifosi ci scrivono, ci mandano tanti messaggi per quanto riguarda la Serie B e soprattutto il Cosenza, ne parleremo tra pochissimo, e scrivono anche che avevano chiamato Montella ma ha rifiutato. Io non so cosa c'è di vero. Parecchi nomi sono circolati qualche settimana prima perché c'era un po' di malumore per queste sconfitte, poi ovviamente il nome che hanno trovato e hanno condiviso la scelta è stato quello di Serse Cosmi. Cosa ne pensi tu, Silvio? Allora, buonasera a tutti. Intanto il mister Gagliardo ha detto tutto praticamente. Sono anche in parte d'accordo col giornalista, però devo dire che mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene, Silvio. C'era stato un Devo attimo dire che della linea che era un po' così, però adesso ti sentiamo. Eppure Ok. è bello, No, guarda. no, e quindi scopro l'acqua calda quando dico che le squadre, così come gli allenatori, si prendono e si fanno le squadre d'estate, no? E poi si cerca, sicuramente si può sbagliare qualcosa durante l'inizio della stagione agonistica, cioè il girone d'andata, e cercare di cambiare, ma in tempi ristretti, un allenatore avrà un suo staff, avrà le sue idee diverse da quello precedente. Qui forse mi sa che sia arrivato un po' tardi. Sono d'accordo anche sul fatto che Cosmi non venga come dire, da vittorie di campionato che altro, ma del resto, come dire, è normale che se la situazione del Crotone è tale che non si può permettere, che ne so, di andare a prendere Allegri, per esempio, no? Se no Sì, l'avesse... la situazione è se un po' preoccupante, quindi magari non tutti gli allenatori possono decidere di puntare su questa scommessa, dici tu. Certo che non è soltanto hanno un problema di soldi, ma soprattutto un problema di prestigio e di dire vado a Crotone, ultimi in classifica con 8 punti di ritardo, magari mi brucio, può pensare l'allenatore, no? Però c'è un fatto, arriva questa partita col Torino. Diciamo che in questo momento, guardando la classifica, il Crotone ha 9 punti dalla salvezza, se non vado errato, no? Sì. Perché è da 9 punti al Cagliari. Però intanto deve accorciare assolutamente dal Torino, ne ha 8, quindi almeno dovrebbe andare a 5. Il pareggio non serve a nulla, deve per forza vincere. Il Torino, arriva Nicola, quindi questo nome, questo allenatore, a me mi fa pensare positivo, perché le imprese è vero che non si ripetono spesso, però non sempre restano soltanto una volta le imprese, quindi ancora non tutto è perduto. Io piuttosto, e qui mi ricollego a quello che diceva Mister Gagliardi, avrei anche pensato, per esempio, adesso non so se lui è disponibile o è libero, in questo caso mi prendete, mi trovate impreparato, ma per esempio il nome di Drago, no, che non sento più da un po', crotonese, puro sangue, cioè per far scattare quella calabresità, quella voglia di non mollare fino alla fine. Poteva anche, è vero che lui ha allenato in Serie B, però chi lo sa, poteva pure dare una svolta, non abbiamo la controprova. In ogni caso è necessario che giocatori, per esempio ieri io vedevo a Bergamo, ora, indipendente dal fatto che l'Atalanta, cioè, voglio dire, non la scopro io, fra poco andrà a Madrid per cercare di passare il turno, comunque lì insieme alla Juventus, anche se la Juve c'è una partita in meno, lunedì gioca a Milano con l'Inter ed è forse la partita più difficile per l'Inter, quindi sappiamo tutti l'Atalanta, quindi non è che il Crotone doveva andare a prendere punti a Bergamo. Però per esempio ho visto una formazione fatta davanti per esempio da Messias, Simi e Rivière, e non c'erano, magari mi sbaglio, non c'erano un As e Di Carmine. Quindi voglio capire, c'era qualcun altro al posto di qualcun altro ancora, voglio capire se l'allenatore ha subito pensato di questo, lo saprà magari anche meglio di noi il giornalista di La Luna, mi pare,
perché se Cosmi ha voluto cambiare subito direzione anche con uomini, eccetera, e non proseguire sulla falsariga di quello che magari stava facendo Stroppa, che magari poteva essere anche una situazione psicologica, no? Certe volte capita che arriva un altro allenatore e la squadra d'amblè si sblocca, insomma, ecco. Quindi la mia impressione è quella che ancora non tutto è perduto, anche se è molto, ma molto difficile. In ogni caso, se non batte il Torino, mi duole dirlo, ma sarà, non dico matematica, ma sarà veramente durissima poi. C'è il mister che ti vuole rispondere, però ci dobbiamo fermare perché è tassativa, mister, la pubblicità. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Seconda parte di Anteprima Sport, dico ai tifosi che mi stanno scrivendo, parleremo di Cosenza, un attimino dobbiamo chiudere il concetto che riguarda la Serie A, non vi faccio ascoltare neanche le parole di Cosmi proprio per accelerare sugli argomenti che riguardano la Serie B, ma c'era il mister che voleva aggiungere una cosa. Sì, volevo aggiungere a quello che ha detto giustamente Silvio e anche a rispondere all'amico nostro giornalista, molto attento, che qualche cosa io comunque guardando la televisione alla gagliardesca, io l'ho vista, cioè ho visto delle cose che precedentemente non riuscivo a vedere. Guardate bene che io il Crotone, così come il Cosenza, così, soprattutto queste due squadre, in quest'ultimo periodo le guardo sempre in TV, no? E allora mi accorse, voi avete notato, c'è stato un primo tempo che il Crotone è riuscito anche a pareggiare, mi pare, no? Per certi versi il Crotone ha fatto un gioco che mai aveva evidenziato nell'ultimo periodo. Cioè cosa? Nell'ultimo periodo, così dall'inizio del campionato, cercava di, quando parlo di scimmiottare, non voglio usare qualche cosa che deve offendere, no? Cercava attraverso il gioco di stabilire poca distanza fra il vero campione già consolidato e il campione che ancora deve diventare campione, perché io ritengo che tutti i giovani del Crotone possono diventare campioni, ma non lo sono ancora, no? E contro grandi squadre ha fatto spesso e volentieri leccare i baffi al crotonese, a me stesso, perché si è messo quasi alla pari a giochicchiare per poi prendere 2, 3, 4, 5-0, non è importante. Domenica, cioè l'ultima volta, io ho visto invece un atteggiamento diverso, magari il risultato è stato lo stesso e allora potrei andare a dire ma probabilmente non sono ancora pronti dal punto di vista fisico a essere sollecitati su quei ritmi a cui Cosmi l'ha sollecitato. Sono convinto perché ha fatto una partita diversa, cioè uomo contro uomo, pressing alto, uomo contro uomo, e noi sappiamo contro una squadra forte come l'Atalanta che squadre anche più forti del Crotone ci hanno rimesso alla grande, mentre il Crotone è riuscito a star lì per almeno 50 minuti giocando quasi alla pari e dando la sensazione che nell'uno contro uno potessero andare anche a vincere oppure a non soccombere in maniera assoluta. Ecco, e su questo tipo di cliché io dico, la venuta di Cosmi probabilmente sta sollecitando determinate cose che nel Crotone erano perse. Poi che si arriva al risultato di salvezza, me lo auguro, però sicuramente una svolta c'è stata. E devo con questo dire che sicuramente chi fa nel Crotone da tanto tempo ha voluto scegliere Cosmi per sollecitare questa strada. Questo è il pensiero di mister Gagliardi. Siccome ci sollecitano, mister, intanto le fanno pure i complimenti, dicono finalmente avete invitato mister Gagliardi, un grande competente, fidatevi, e noi ringraziamo i nostri telespettatori. Parliamo di Serie B perché lo impongono anche le domande che arrivano da parte dei tifosi. Andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda la Serie B, anche qui si è giocato questo turno infrasettimanale, l'Empoli a 49 punti, il Venezia a 45, Monza 44, Salernitana 43, 42 il Chievo, Lecce e Cittadella a 40, la Spalla a 38 punti, il Pisa a 36, il Frosinone a 34, il Pordenone a 33, la Regina a 32, il Vicenza a 31, Brescia 30, Cremonese 29, 28 la Reggiana, il Cosenza a 26 punti, Ascoli e Pescara a 22 e chiude l'Entella a 19 punti. Anche qui, mister, la classifica è abbastanza equilibrata. Possiamo
Possiamo vedere anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B, con Cosenza e Reggina che scenderanno in campo domani pomeriggio alle 14, Chievo-Vicenza sono le altre gare, Cosenza, Frosinone, Cremonese, Salernitana, Empoli, Cittadella, Monza, Pordenone, Pescara, Spal, Pisa, Regina, Reggiana, Lecce, Venezia, Brescia, Virtus Entella, Ascoli. Ricomincio il giro partendo però questa volta da Francesco La Luna. Francesco, allora, il Cosenza, partiamo da questa sfida importante con il Frosinone. Al Cosenza serve una svolta perché c'è stato questo turno infrasettimanale dove, allora, è arrivata la prima vittoria nello scorso weekend. Il turno infrasettimanale c'è stata, diciamo, un'involuzione da parte non solo del risultato ma anche del gioco per quanto riguarda i Lupi, e adesso c'è questa sfida importante contro la squadra di Nesta. Allora, allora, è sempre difficile, faccio una premessa, è sempre difficile parlare del Cosenza perché dobbiamo essere capaci di disgiungere le due anime. Ciò significa che ovviamente, essendo nato a Cosenza, avendo lavorato per il Cosenza, vivendo il Cosenza, ogni giornalista che lo segue è naturale che abbia un'affezione, un affetto nei confronti di questa squadra, però in quanto giornalisti dobbiamo essere tali e sottolineare quando le cose non vanno. Questa è una premessa che mi sento di fare perché in ogni momento difficile negli ultimi 5-6 anni si è creata una spaccatura non voluta da nessuno ma cercata da molti, con un atteggiamento passivo-aggressivo che ha portato a mietere come prime vittime, ovviamente stiamo parlando in senso metaforico, ci mancherebbe altro, proprio la stampa, nel senso che si è affermato che i giornalisti devono smetterla di seguire i social da una parte e dall'altra si è affermato che invece i giornalisti non criticano abbastanza. Ci tenevo a fare questa premessa perché la situazione del Cosenza non è felice, però molto spesso quando qualcuno dice la situazione del Cosenza è infelice, si dice ma forse voi preferite che il Cosenza scenda. Nessuno di noi preferisce che il Cosenza scenda. Il Cosenza in Serie B come il Crotone in Serie A sono due opportunità che danno a me personalmente la possibilità di parlare di Serie A e di Serie B. È normale. Scusami per il preambolo, Anna, No, ma ma la penso esattamente come te. Perché forse non hanno capito bene l'antifona, che parlare di una squadra in una serie maggiore rispetto a magari categorie conviene a noi giornalisti, conviene ai tifosi perché insomma è una soddisfazione, conviene a tutti, ecco. Esatto, noi abbiamo anche un ritorno, però se le cose non vanno non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto. E purtroppo le cose non vanno. Non vanno perché ci sono una serie di fattori, a mio parere, un'opinione personalissima. E questi fattori qui sono, innanzitutto, secondo me, un fattore di tipo tecnico. Nel senso che se si vuole provare a dare un certo tipo di gioco, è una cosa che io ho apprezzato tantissimo di Occhiuzzi, sin dal primo momento, cioè la possibilità di dare un'idea di gioco differente rispetto a tante altre squadre della Serie B. Ma se poi a Cremona, che secondo me è un po' il passaggio del Rubicone di questa stagione rossoblù, tu non riesci a vincere pur imponendoti con dei numeri allucinanti, e allora lì devi capire che, come amo dire molto spesso, non devi più inventare nulla. Ma non perché Occhiuzzi non ne sia capace, tutt'altro. Occhiuzzi secondo me è un tecnico che farà strada. Ma arrivati a un certo punto della stagione, che secondo me è questo, cioè la sfida contro il Frosinone, sarà centrale per stabilire il proseguo della storia calcistica rossoblù di questo campionato, arrivati a questo punto della stagione bisogna tirare una linea e dire perfetto, a questo punto dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare da grandi. Perché il Cosenza ha vinto col Chievo? Perché sento molti dire il Cosenza col Chievo ha giocato male e ha vinto. Non ha giocato male. Fare una buona fase difensiva, scusatemi, e sia Silvio sia il mister penso che possano confermarlo. Fare una buona fase difensiva non significa giocare male. Mister Sonsogni una sera a cena mi disse: il calcio è un'equazione spazio-temporale. Meno tempo impiego a coprire uno spazio, più possibilità ho di vincere. E il Cosenza contro il Chievo ha fatto esattamente questo. Poi col Brescia sei sceso in campo male, sì. Ci sono state delle occasioni arbitrali abbastanza rivedibili,
ma comunque si è andati secondo me per lo 0-0. Ora, domani secondo me sarà la partita decisiva per il destino del Cosenza, che in questo momento, adesso come adesso, è condannata ai play-out, ma sappiamo benissimo che la classifica può cambiare. Il punto è che c'è anche un problema mentale, perché se il Cosenza dovesse salvarsi, cosa che ci auguriamo tutti, ci tengo a ribadirlo di nuovo, i giocatori sotto contratto sono 7, più un Bakogu che non si sa se verrà rinnovato o meno a seconda di come renderà in questi ultimi mesi. 8 giocatori sotto contratto. Se siamo a marzo e per l'anno prossimo ci sono 8 giocatori sotto contratto, c'è un problema. E dobbiamo dircelo, perché altrimenti poi quando mi dicono nascondete la polvere sotto il tappeto, gli dico sì, avete ragione. Se a marzo ci sono 7/8 giocatori sotto contratto per l'anno prossimo, c'è un problema, perché ci sono squadre che ne hanno 12, 13, 14, 15 e non va bene così, perché la Serie B non è è più facile salvarsi in Serie B che risalire dalla C alla B, questo è poco ma sicuro. Ma attenzione a dire un'altra cosa e chiudo, Anna, perché so di essermi prolungato, scusami, e chiedo scusa anche ai tuoi ospiti. Tranquillamente. Ma c'è da dire un'altra cosa, che programmare una stagione di Serie B è una cosa molto importante, perché altrimenti non tutti gli anni succede che trovi tutti nel Palmiero che ti fanno la grande stagione, non tutti gli anni c'è il lockdown, prima o poi, dalle, il Cosenza rischia. E poi la colpa non è né di Occhiuzzi né di Trinchera, la colpa è di una mancata programmazione. E se non c'è la programmazione, poi se fai una buona programmazione scendi, succede, può capitare in tutti i casi, però là non devi rimproverarti niente. In questo modo, se dovesse, cosa che non si augura a nessuno, ribadisco per l'ennesima volta, se dovesse scendere il Cosenza in questo modo, sì. Comunque, mister Gagliardi, io il Crotone non l'ho visto perché c'era Sanremo. L'avevo detto, anzi chiedo scusa alla regia di Ten, l'avevo detto prima quando lei stava parlando per fare una battuta, ma giustamente mi hanno mutato perché sono un idiota. Allora, mister, le parole di Francesco le ha sentite, intanto le chiedono anche se Tremolada e Balulì possono giocare insieme, tante le domande che ci fanno ovviamente sul mister, che in molti mettono sulla graticola in base a questa sfida, perché dice se siamo arrivati alla frutta, se non vinciamo con il Frosinone, allora forse è arrivato il momento che anche a Cosenza si cambi. È un bel dire questo qua, è un bel dire perché io ho sentito anche ciò che ha detto il nostro amico, no? Giornalista, no? E per certi versi adesso devo dire che lui ha tracciato molti punti su cui un po' bisogna concordare, no? Certo. I campionati si allestiscono all'inizio, le squadre se non sono forti devono essere rinforzate, però io aggiungo, per rafforzare ancora di più il suo giudizio, non tutti gli allenatori, e non mi riferisco sicuramente a Occhiuzzi perché nel panorama calcistico dei giovani è uno fra i più quotati e sicuramente farà una brillante carriera. Però oggi si parla di modo di giocare, perché come ho capito abbiamo cambiato da 5 a 4, da 4 a 3, da 4 a 5, no? Sì, infatti ci chiedono anche di questo modulo. Così come l'ultima domanda che mi hai fatto, dici, possono giocare Balui e Tremolada? Ma se due giocatori sanno giocare, compensando le zone diverse del campo con giocatori a loro complementari, possono giocare, perché no? Soprattutto se si eleva veramente il discorso della qualità in campo, perché non dimentichiamoci che il campionato di Serie B è un bel campionato anche per la qualità che si va a vedere attraverso i giocatori che militano in questa categoria, non soltanto per le grandi squadre allestite che poi lasciano molto a desiderare. E allora, detto questo, io non sono molto sul discorso che bisogna sempre cambiare, anche perché per cambiare spesso lo si può fare a partita in corso, su un tema ben tracciato e sottolineato ogni settimana che precede la domenica e su cui i giocatori si allenano e magari gli allenatori fanno le scelte dei giocatori da mandare in campo. Certo. Magari durante i 90 minuti, se c'è l'allenatore capace di cambiare in funzione dell'avversario, si cambia. Bisogna sapere se cambiare tanto per cambiare si ha per un allenatore giovane che può essere la conoscenza per chiamare in campo tutti quei suggerimenti che bisogna dare legati al modo di stare in campo, al modo di giocare. La faccio ancora meglio.
Ci sono determinati calciatori, allenatori, che dalla panchina non capiscono un tubo, scusatemi, ma non è riferito a Occhiuzzi, perché ha dimostrato che in corso d'opera, nelle partite precedenti che ho visto del Cosenza, ha sempre migliorato il Cosenza dal primo al 90° minuto. Io mi riferisco a quel tipo di pensare che si è giocato a 4, no, bisogna giocare a 5, no, bisogna giocare con 3 punte, no, bisogna giocare con 2 punte. E la società è pronta a scommettere che tutto quello che si riferisce a un allenatore, e ripeto, io colgo il Cosenza per fare esempio, ma non per discutere l'allenatore del Cosenza, si è capaci a Cosenza di stabilire, così come a Rende, così come a Reggio, che un allenatore è sempre capace, nonostante la giovane età, oppure anche con un vecchio d'età, a sapersi adattare, a saper comandare un modo di giocare diverso da una domenica all'altra, più che andare a dire può giocare questo al posto di quest'altro, un giocatore. Io dico, ma si hanno le competenze per dire conosciamo tutti i modi di giocare in campo e perciò possiamo stare tranquilli che o inizio a 3, o inizio a 5, o inizio a 4, io a secondo come vedo l'avversario e a secondo le caratteristiche dei miei calciatori riesco a comandarli in campo. Io sono molto dubbioso su questo. Ci sono tanti allenatori, e non è riferito all'allenatore del Cosenza assolutamente, che pensano di conoscere il calcio dalla A alla Z, ma non sanno nemmeno l'ABC del calcio. E su queste parole di mister Gagliardi io voglio sentire il parere invece di Silvio, perché Silvio, insomma, sono tanti i messaggi che arrivano. Il Cosenza ha un problema di tenuta atletica, chiedete a Gagliardi, non difendete i calciatori del Cosenza, Carretta e compagni domani devono vincere, poi ovviamente c'è la polemica anche questa volta sui giornalisti che dicono che navigano sulle polemiche, e assicuro che non è così, perché i giornalisti sono professionisti e non solo. Il Cosenza ha un problema, appunto, dicevamo, di tenuta tecnica. Mi dite cosa c'entra in questo momento parlare dei tesserati? C'entra perché si parla di programmazione, lo ha spiegato prima Francesco, quindi insomma stiamo cercando di capire qual è il problema di questo Cosenza, anche perché a tutti stanno a cuore le sorti di questa squadra, come sottolineava prima Francesco, e non voglio insomma mettere ancora il dito nella piaga. La situazione è per tutti, cioè navighiamo tutti sulla stessa barca, quindi insomma se il Cosenza va in alto ne guadagnano tutti, se il Cosenza invece dovesse retrocedere è una cosa nera, insomma mettiamo il lutto tutti quanti, dai giornalisti, dai tifosi, quindi insomma si naviga tutti nella stessa direzione. Ecco. Silvio, voglio sapere come la pensavi tu, anche perché mi chiedono molto spesso di parlare del modulo, anche questo modulo di Occhiuzzi. È caduta la linea, mi fanno segno dalla regia con Silvio, quindi ritorno a te Francesco. Mi chiedono su questo modulo di Occhiuzzi se tornerà al 3-4-1-2, credo che non sia più tempo di sperimentazione di nuovi moduli, bisogna puntare sul modulo che ci ha fatto raggiungere la salvezza lo scorso anno. Questo lo scrive Marco da Cosenza, che noi lo salutiamo. Ritorniamo sullo stesso argomento, ma io non mi discosto dalla prima domanda. Se non l'ho spiegata meglio, dico, non è tanto riuscire a mettere a 4, a 3 i calciatori che si hanno a disposizione. Bisogna eventualmente conoscere il modo come deve essere messa una squadra per essere guidata al meglio durante i 90 minuti. Allora, se si ha la certezza che un allenatore riesce, anche giovane, a gestire il 3-4-3, a gestire il 4-4-2 alla stessa maniera e sempre da grande allenatore navigato, allora Occhiuzzi deve cambiare. Ma se invece c'è la gioventù per lo mezzo, e nessuno me lo può disconoscere, c'è la inesperienza fatta che probabilmente non ti permette di dire io conosco dalla A alla Z tutti i modi di giocare e li so guidare alla stessa maniera, io ritengo che Occhiuzzi, e sono convinto che è stimolato a questo, riuscirà a fare bene se andrà a rinforzarsi e scegliere le persone giuste per portare avanti un sistema che lui conosce al meglio e che ha dato finora i frutti che tutti conoscono a Cosenza.
Ne sei d'accordo, Silvio? Ti vedo che sei Sì, tornato. Sì, era caduta la linea. Vabbè, capita quando siamo su Skype. Sì, ho sentito qualcosa di quello che ha detto il mister, poi è caduta la linea. Comunque qualcosa mi pare di aver capito. Già è una grande cosa che finalmente, lo dicevo, l'abbiamo sempre detto, che una società di calcio calabrese abbia investito su un allenatore calabrese. Perché l'anno prima il Cosenza aveva fatto, se vi ricordate, di necessità virtù a un certo punto, Occhiuzzi ha fatto il miracolo di salvare quella squadra e poi quest'estate, però era soltanto una riparazione, diciamo così, perché magari, sai, andare a prendere un allenatore nuovo in quel momento là era complicato, eccetera. Invece quest'anno il Cosenza ha deciso di partire con Occhiuzzi, quindi perché ci ha creduto. Allora io dico che ad oggi, la classifica lo dice chiara, il Cosenza è lì che se la gioca con tutti. Se la possiamo rimettere un attimo, mi pare che il Sì, Cosenza è vero che per il momento è ai play-out, però è a un punto dalla Reggiana, se non vado errato, sì. e poi c'è A 2 punti dalla Reggiana, a 2 punti. a 2 punti, poi ci sono, non mi ricordo, Cremonese, Vicenza, Regina, non mi ricordo, non la vedo questa nella classifica, Ti vabbè. sentiamo male, Silvio, ti sentiamo un po' robotico. Vediamo se possiamo ripristinare il collegamento con te. Intanto torno da Francesco. Francesco, le domande che ci fanno più spesso i tifosi sono su questo modulo che ho chiesto prima anche al mister di Occhiuzzi. Poi mi dicono, non capisco perché Occhiuzzi insista ancora su Carretta, ormai con la testa altrove, Mbakogu fuori condizione. Non sarebbe meglio puntare su Balulì e Sacco? Allora, permettimi di rispondere velocissimamente a quello che hanno detto i due tifosi, perché sono due cose collegatissime fra loro. Sì. La prima, non sguazziamo nella polemica e a me annoia anche fare polemica, non è vero, mi Sì. diverte. No, però nessuno sguazza nella Francesco, polemica. non fare così, che sennò pensano che davvero No, stai vabbè, ma dicendo... penso che si capisca quando uno fa una battuta e quando uno parla seriamente, per carità. No, purtroppo sono molto No, suscettibile. vabbè, no, ma a parte tutto, chiudiamo la parentesi scherzosa. Nessuno di noi sguazza nella polemica. Ognuno di noi cerca di dare un apporto contributivo Certo. al Cosenza. E qui mi collego alla seconda parte. A cosa serve parlare oggi di giocatori sotto contratto? Perfetto. E mi collego alla terza domanda, che è quella su Carretta. Serve al fatto che adesso Carretta è in scadenza. Noi non sappiamo se resterà, io personalmente non ho notizie da questo punto di vista, quindi sono completamente scevro da ogni tipo di opinione personale, non conosco il ragazzo, quindi non ho neanche una motivazione per cui possa essere contrario, figurati. Proprio parlo da persona neutrale. Neutralmente, se tu non hai fatto un prolungamento di contratto a un giocatore, tu non sai se in questo momento Carretta potrebbe andare via come potrebbe restare l'anno prossimo, ma si chiama riconoscere i meriti dimostrati dai giocatori nel corso di questi anni. E non sto difendendo né Carretta né tutti gli altri che sono in scadenza, perché non mi interessa difendere dei calciatori, però si chiama programmazione. Detto questo, Occhiuzzi dovrebbe andare col 3-4-1-2 domani, ma lui l'ha ripetuto spesso nel corso delle sue conferenze stampa, non è tanto lo schema quanto, come diceva giustamente il mister, persona di calcio, a differenza mia che il calcio lo seguo da giornalista per meri ed evidenti limiti fisici, come diceva giustamente il mister, non è tanto lo schema e i numeri, ma l'idea di gioco che impone Occhiuzzi. Il che, come ha scritto correttamente Andrea Marotta ieri su Cosenza Channel, è un'idea di gioco fresca, è un'idea di gioco innovativa, ma che in questo momento non ha portato altre novità. Sento una chiamata di Skype in ritorno, Sì. scusatemi. No, forse Ok. dalla regia, ecco, sì, sì, sì. No, pensavo mi stessero chiamando, Ah. non lo so. Comunque, detto questo, dovrebbe andare, parliamo di cose che interessano i tifosi, perché poi questo lavoro noi lo facciamo semplicemente perché ci sono i tifosi, altrimenti sarei disoccupato. Dovrebbe andare 3-4-1-2 Chiuzzi, questo è quello che immaginiamo come formazione, quindi un ritorno al 3-4-1-2 con la possibilità di
cercare di far vedere anche qualche altra faccia nuova. Potrebbe giocare Cone, ad esempio, che è fuori dall'espulsione contro il Monza, espulsione peraltro estremamente dubbia. Potrebbe giocare Balulì, ma non ne siamo certi. Potrebbe riposare finalmente Legittimo, che gioca da un anno intero. Anche questo, ecco, anche questo è un discorso da affrontare. Se hai giocatori che quest'anno non si sono riposati un momento, è un altro problema da affrontare. Perché l'anno scorso chi ha salvato il Cosenza, oltre a Rivière, a Carretta, se andavamo a vedere la rosa, quasi nessuno era in scadenza di contratto. Quest'anno sì. Cioè, è tutto un meccanismo collegato, e penso che tutti i nostri telespettatori, i vostri telespettatori, perdonami se ho fatto la prima plurale, lo sappiano benissimo, perché gente che segue il calcio lo sa, che il calcio è un meccanismo collegato. Bisogna capire l'uno dietro l'altro tutti i movimenti che portano a una situazione di classifica del genere, perché non è solo colpa di uno, la colpa è sempre piramidale e c'è una cascata di colpe che poi va a finire sugli ultimi responsabili, che in questo momento non saprei identificare. Però è ovvio, e chiedo anche conferma al mister, ma non perché voglia, perché il mister ha vissuto calcio e ha vissuto calcio in piazze importanti, se è vero questo discorso qui. Chiedo anche a Silvio. Ci rispondono tra pochissimo perché incombe la pubblicità, tra poco. Terza parte di Anteprima Sport. Mister, mi chiedono velocemente, ci salviamo o no? Solo mister Gagliardi può dircelo, considerata anche la sua competenza calcistica, e poi ovviamente tanti messaggi sul tema dei contratti. Buonasera, vorrei che chiedesse ai suoi ospiti se è possibile che la crisi di risultati dei Lupi sia attribuibile al mancato rinnovo del contratto anche a Trinchera e a Carretta. Insomma, tante le domande che vanno in questa direzione, mister. Ma si è già risposto bene o male col nostro amico giornalista, no? Che determinati errori partono da lontano, certo. Ed è inutile andare lì a sottolinearli, i contratti brevi, la mancata riconferma per tempo sia di persone che stanno nell'ambito del Cosenza, e ne faccio uno, tipo il direttore sportivo Trinchera, determinati calciatori che probabilmente sono a scadenza e non per tutti sono da mandar via, ma dovrebbero essere riconfermati. Ma questo si capisce dove si vuole andare a parare, cioè la programmazione carente, e sta a indicare anche una mancanza di conoscenza della situazione calcio proprio al vertice, non bisogna andare a pensare che sempre possa andare in una certa maniera. Il calcio è maledetto, il pallone è maledetto. Fino ad oggi, parliamoci chiaro, al Cosenza ha dato o ha tolto? Sono 4 anni che il Cosenza riceve molto, soprattutto per la sapienza societaria di chi ha fatto la squadra e l'ha guidata. Però poi il calcio, se non ti adegui a determinati paradigmi, che poi ti presenta il pallone e poi ti toglie tutto, e io spero che non tolga tutto quest'anno. Per rispondere ancora di più, dico, Trinchera, che mi sembra, io ho letto dai giornali, ha voluto il ritiro, no? Mai il Cosenza è andato in ritiro, né in un momento in cui doveva fare i play-off, né nel momento in cui ha fatto altre cose, ha rincorso altre cose. Vuol dire che Trinchera la dice ancora lunga, la sa ancora lunga, e non probabilmente l'ha indicato ad Occhiuzzi, il quale è ben conscio della responsabilità di aver istruito un ritiro al Cosenza, con tanti calciatori non abituati in questa piazza ad andare in ritiro, con tante incertezze anche da parte dei tifosi che dicono può giocare Balui insieme a Tremolada, insieme a Sciaudone, ma questi sono giocatori di calcio, sono bravi. E in questo momento probabilmente la società insieme a Trinchera sta cercando di individuare, facendoli stare insieme in maniera forzata, lì dove si può incidere più fermamente. E non è sicuramente nel voler indicare a Occhiuzzi ma fai giocare Tizio al posto di Caio, assolutamente. Sta cercando di indicare ai calciatori
di venire fuori così come sono stati capaci di venire fuori in altre circostanze, perché ce l'hanno dentro la forza di venire fuori. Questa squadra non è scarsa così come la classifica dice, e non è tanto il giocare uno al posto di un altro, ma sono convinto che sta cercando certezze nei calciatori da motivare, perché sicuramente da questo ritiro forzato si uscirà con dei calciatori che saranno motivati a voler continuare a dare il tutto, ma ancora di più vorrà dare a Occhiuzzi la forza di indicare la strada che ha sempre saputo cercare e ha portato il Cosenza alla vittoria. Silvio, siccome ti rivedo, prima che casca di nuovo la linea, volevo sentire velocemente cosa ne pensi tu sul Cosenza, perché poi vorrei parlare anche di Regina e di, se riusciamo, anche di Serie C. So che il discorso Serie B è quello che interessa maggiormente i tifosi, perché arrivano tantissime domande. Io mi scuso se non posso leggerle tutte, perché purtroppo i tempi sono questi. Dovremmo stare 3 ore per parlare 1 ora e mezza di Cosenza e poi 1 ora e mezza di altre squadre. Invece abbiamo 1 ora e mezza in totale, quindi dobbiamo in questo calderone far entrare tutto il discorso calcio calabrese. No, oggi non siamo particolarmente fortunati con questa linea Skype, comunque proviamoci. Riproviamoci. Mi ricordi prima della vittoria col Chievo il Cosenza dove ha giocato? Ha giocato a Lecce, c'è stata questa sconfitta, sì, 3-1. Però una sconfitta un po' particolare, perché si è recriminato anche sugli episodi arbitrali, sul fatto dei 2 rigori, il secondo in particolar modo. Però la classifica piangeva lo stesso. È arrivato il Chievo, che è una grossa squadra, è più del Frosinone, e il Cosenza, anche non giocando benissimo, ha portato a casa i 3 punti importantissimi. Ora, io dico, ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima che cadesse la linea, che il Cosenza è un po' in linea, se andiamo a vedere il suo organico, se andiamo a vedere le difficoltà che ha incontrato, è in linea anche con la classifica. Io mi ripeto, il Cosenza se l'è sempre giocata alla pari con tutti, se non in maniera anche superiore, ha un po' di crisi di risultati. La classifica super giù è sempre quella, e saremmo qui a discutere di altro se magari avesse inanellato per esempio 2 vittorie consecutive come l'ha fatto la Regina, che però poi anche se con l'Empoli, che sappiamo squadra che sta d'alta classifica, ad altissima classifica, però comunque la Regina l'abbiamo vista a Ferrara, è stata tutta un'altra Regina rispetto a quella vista con l'Empoli. Quindi questo voglio dire, che non ci facciamo la testa prima di rompercela, cioè nel senso che magari lunedì o con il tuo collega Franco Segreto o venerdì con te prossimi saremo qui a parlare di un'altra storia. La Serie B ci ha insegnato a questo, certamente. Dobbiamo anche dirci che è stato non un bel Cosenza quello vista a Brescia, nel senso che in un primo tempo dove tutte e 2 le squadre non è che abbiano fatto chissà che cosa, poi la partita si è decisa, perché nel calcio è fatto di episodi, spesso e volentieri. A un certo momento è entrato quel Bjarnason al posto di Spalek che ha cambiato la partita. Però anche lì la causa del gran bel gol di Bjarnason viene da una mancata marcatura più importante, diciamo così, di Sciaudone, perché se noi andiamo a vedere il gol di Bjarnason, lui lo marca fin dall'area, dal limite dell'area, poi se lo perde. Bjarnason è bravo a sgattaiolare via e a mettere dentro quella palla. Nel secondo gol, per esempio, viene preso da un po' di rimpalli e disattenzioni della difesa e un mancato fuorigioco, dove Ragusa è bravissimo a imbucare Aie, che poi solo davanti a Falcone fa il 2-0, ma in sostanza non abbiamo visto un gran Cosenza, onestamente, ma del resto anche Occhiuzzi è stato chiaro su questo. Però, ripeto, il Cosenza ci ha, come dire, sempre fatto vedere ha delle prestazioni magari un po' sottotono, poi altre molto belle. E quindi io penso che, certo, in questo momento sarebbe, dico una cosa banalissima, il pubblico per tutti, ma per il Cosenza in particolar modo sarebbe una spinta incredibile, però non c'è e non possiamo fare nulla. E allora arriva un Frosinone che col Monza ha fatto una gran partita e che ritrova tantissimi giocatori, ecco. Sì, e questo volevo concludere il mio pensiero su questo. Il Monza è uscito da Frosinone
dallo stirpe grazie al suo portiere Di Gregorio che ha parato tutto, e questa non è una bella notizia per il Cosenza. Ma forse la cosa che si può rimproverare, fra virgolette, al Cosenza, ma fra tante virgolette, perché sappiamo che la società del Cosenza, per quanto tenuta in ordine al massimo dal presidente Guarascio e da tutti i suoi collaboratori, non ha delle finanze solidissime, no? Dal punto di vista di soldi per poter fare un campionato diverso da questa classifica. E allora il Cosenza, secondo me, sta trovando nella sua strada avversari che invece non hanno badato a spese. Perché se noi prendiamo la Cremonese, prendiamo il Vicenza stesso, prendiamo il Brescia stesso, il Brescia ieri entravano Pajak, Friedonsen, La Boico, Bjarnason che ha cambiato la partita, Ragusa che fa la panchina a Brescia quando magari potrebbe giocare da qualche altra parte, e il Cosenza invece non me ne vogliano. I giocatori del Cosenza non c'ha un organico proprio di prim'ordine per andare via da questa. Quindi tutto quello che viene, secondo me, è di guadagnato e di lavoro che stanno facendo è l'allenatore, il direttore sportivo, gli stessi giocatori che ci mettono l'anima, forse qualche volta meno, forse qualche volta più, ma ripeto, secondo me bisogna stare calmi e sangue freddo. Lo so, da qui è facile per noi parlare, è il tifoso della curva. È coraggio. Sì, a vedere questa classifica l'anno scorso in un modo, ora certamente le imprese non è che si ripetono spesso, quindi vuole al più presto uscire da questa brutta classifica, però ripeto, se parlavamo del Crotone che ha 8-9 punti di distacco, il Cosenza è lì, 1-2, cioè quindi tutto può cambiare in 1-2 partite. La classifica infatti è abbastanza corta, andiamo a sentire però le parole veloci di mister Occhiuzzi oggi in conferenza stampa. La classifica è precaria perché più si va avanti, insomma, c'è sempre l'ansia nel guardare il risultato ed deve essere così, più si avvicina alla fine del campionato. Abbiamo 4 punti in più del girone d'andata in base alle gare, ma questo non può essere qualcosa che dice di stare tranquilli, no, tranquilli non si sta, la classifica è quella che è, quindi bisogna correre ancora di più. Dobbiamo continuare sulla strada delle prestazioni che hanno creato anche polemiche nel dire sì, ma belli, ma non si vince. No, ma il risultato si arriva al risultato attraverso il bel gioco, il gioco propositivo, l'attaccare alti, stare sempre in gara, voler fare sempre la gara, saper subire l'avversario, e quindi questo deve essere. E quindi io voglio che ritorniamo ad essere quelli che ho sempre voluto e a qualcuno non è piaciuto. Per quanto riguarda il modulo, quando c'è da cambiare modulo so io, l'ho fatto, lo faccio, e quindi sono scelte, lavoriamo di principi, non lavoriamo di schemi e di moduli, e quindi sono scelte che faccio io, lo faccio con lucidità, perché anche a Brescia avevi fatto delle buone trame di gioco con costruzione, ma con poca intensità, e quindi è quello che voglio io, è sempre la ricerca dell'intensità, ricercare insomma di voler comandare il gioco. Il ritiro è una scelta che abbiamo insomma condiviso col direttore e il presidente, con serenità, con i ragazzi, perché questo è un gruppo che sta bene insieme, è un modo per concentrarsi ancora di più, per avere ancora di più alla testa a questa gara. Come tutte le gare, sono gare importanti. Ha toccato i temi di cui abbiamo trattato, mister: ritiro, modulo, giocatori, insomma, adesso serve solo la vittoria per uscire da questa zona calda della classifica. Io volevo soffermarmi anche sulla Reggina, visto che almeno parlare di un'altra squadra di Serie B, perché abbiamo dato tanto spazio al Crotone e anche al Cosenza. La Reggina sconfitta con l'Empoli, ma è una sconfitta che ci può stare, mister, e adesso c'è questa gara importante a Pisa, serve riscatto. Intanto facciamo gli auguri al direttore sportivo Taibi, che ha avuto questo riconoscimento importante come miglior direttore sportivo della Serie C, quindi insomma vuol dire che il lavoro è un lavoro che paga. Mister, velocemente, perché voglio chiederla sia a lei un parere sulla Reggina, sia a Francesco che a Silvio. Il parere della Reggina è data dai numeri. I numeri dicono che la Reggina ha 32 punti. Gioca a Pisa dopo aver perso in casa con una signora squadra, smentendo anche determinati giornalisti che dicevano che l'Empoli era in difficoltà, e a cui noi avevamo risposto: cioè, non fate i furbacchioni, che l'Empoli ha 2 squadre, ha 2 anime diverse e superiori a quelle che è l'attuale Reggina. La Reggina attualmente è fuori, va a Pisa, se la gioca,
non con l'acqua alla gola, anche perché deve centrare un obiettivo che è alla sua portata. Ritorno al Cosenza perché mi è più chiaro, caro il discorso. E ho sentito Chiuzzi e non ha ribadito più o meno quello che deve essere il tema dominante. Il ritiro concordato fra tutti i componenti deve essere motivo di rivalsa da parte di tutti. Deve essere un motivo per chiarire le idee, chi deve partecipare e chi non deve partecipare, e si deve fare fuori, chiaro? Deve essere un motivo per continuare su quei criteri che hanno fatto fino a questo momento il Cosenza, diciamo, fare un buon campionato, soprattutto perché io ritengo che questo Cosenza, guidato dagli stessi uomini degli anni precedenti, alla parte finale del campionato, con le idee più chiare, senza avere la pressione di mettere questo al posto di un altro, metterà magari le stesse persone che possono essere non condivisibili oggi a sollecitare quella classifica che adesso fa un pochettino pena. Ma anche perché il Cosenza è abituato, nel momento in cui ha trovato forza e coesione, di centrare gli obiettivi 4 anni a questa parte. E tutti dobbiamo stare tranquilli e a posto. Se poi dovesse andare male domenica, e io mi sono convinto che domenica è una partita importante da non perdere, allora ci sta tutto perché probabilmente non si è riuscito attraverso questo concentramento, questo ritiro, trovare la forza di essere coesi e uniti. Francesco, cosa ne pensi? Tu ritorniamo invece alla Regina, perché è una sfida importante questa di Pisa. Tante volte io ho parlato di Regina che può ancora ambire ai play-off. Cosa ne pensi tu? Vabbè, la classifica non è lunghissima, eh. Cioè, non è che stiamo... non è Non una ho cosa parlato di una cosa straordinaria, ecco, è possibile. Allora, non hai parlato di una cosa probabile, ma hai parlato di una cosa fattibile. tutto sommato sarebbe un'impresa, ma neanche di quelle... Sarebbe un'impresa importante. Caspita di microfono. Sarebbe un'impresa importante, ma non sarebbe una di quelle imprese straordinarie quale può essere stata l'anno scorso la salvezza del Cosenza, che si presentava a meno 27 dalla zona salvezza e ce l'ha fatta. Io penso che la Regina sia stata assemblata molto meglio a gennaio che non in estate, perché l'anno scorso è stato fatto, infatti, non con ogni sorta di rispetto per Massimo Taibi, che per me resterà sempre il primo portiere che ho visto segnare. Non mi spiego moltissimo il premio che gli è stato conferito l'anno scorso, in merito all'anno scorso, perché un bravo direttore sportivo in Serie C fa dei contratti che poi non si ritrova sul groppone in Serie B se vuole salire. E la Regina aveva annunciato di voler salire, però poi si è trovata sul groppone Reginaldo che ho dovuto mandare via, Blondè che era diventato un caso, quindi boh, non lo so. Però forse come risultati, voglio dire, è stato forse un premio dettato più dai risultati del... Sì, vabbè, il Monza ha dato 48 punti alla seconda, la Reggiana ha vinto i playoff contro il Bari. Cioè, mi sento un po'... non lo so. Metti un po' in dubbio questo premio, va sì, bene. Ma nel senso è stato bravissimo, per carità, all'esito di una squadra, cioè portare Dennis in Serie C non è facile, anche se ha 40.000 anni, però comunque è un giocatore fortissimo, questo senza dubbio, fuori di dubbio che... Però secondo me ha lavorato meglio a gennaio, e ha lavorato meglio a gennaio per 3 motivi semplici. Numero 1, ha preso giocatori di categoria. Montalto, giocatore di categoria. Quello entra e ti cambia le partite, e questo è un passaggio fondamentale. Numero 2, ha saputo serrare i ranghi, questo gli va riconosciuto, sia a lui che a Baroni. Numero 3, si è liberato di altri giocatori che lui non riteneva idonei al progetto. Ora, per il momento i risultati gli stanno dando ragione. Perdere con l'Empoli è, credo, la cosa più normale del mondo, perché questi hanno un'armata. Io qualche tempo fa sentivo, durante un collegamento con Radio Sportiva, perché collaboro con loro, sentivo l'allenatore dell'Empoli dire noi non dovevamo stare lassù, ma adesso ci siamo e ci godiamo il viaggio. Siamo una squadra che ha Mancuso, Lamantia, Olivieri, Moreo e altri, Bairami, che ha una rosa del genere, non merita di stare lassù. Adesso va a Pisa e secondo me può anche fare il colpaccio la Regina.
ma non bisogna fare l'errore di in questo momento in quella zona grigia che è sempre rischiosissima, quella dove era il Pescara l'anno scorso, infatti poi si è ritrovato ai play-out. Non bisogna mai perdere l'orientamento. L'obiettivo. Grazie Francesco. Intanto sentiamo cosa ne pensa Silvio velocemente, perché purtroppo siamo proprio alle battute finali, sulla Regina. Sì, la Regina è, come dicevate prima, mi pare che sia a 6 punti dalla zona playoff, che è la SPAL, no? L'ultima, se non vado errato, 38. La Regina ne ha 32. E Sì, nello la stesso SPAL ha tempo, 38, la Regina ce n'ha 32, sì. 32. Nello stesso tempo però si deve guardare anche dietro, perché abbiamo detto prima che in Serie B fai 2 partite, fai 2 vittorie, ti ritrovi a ridosso dei playoff, fai 2 sconfitte, ti ritrovi nella bagarre dei playout. Allora, io ho detto semplicemente questo, cioè, ho visto la partita della Regina con l'Empoli e ci sta per carità la sconfitta con una squadra come l'Empoli che basta vedere il primo gol che è l'emblema del calcio, no? Da demandare e da studiare a Coverciano, caro a Mister Gagliardi, insomma, nel senso che parte, giusto, sarebbe bello farlo vedere se era possibile, dalla sinistra parte Bairami che poi converge verso il centro, dà la palla a Mancuso che vede arrivare Fiamozzi sulla destra, gliela dà, Fiamozzi va sul fondo, la mette in mezzo, arriva Olivieri al volo, gol, cioè 4 passaggi e ditemi voi se non ci può stare. Questo senz'altro. Però io volevo dire che la Regina che avevo visto a Ferrara contro una signora squadra come la SPAL, che non è nemmeno l'ultima arrivata, anzi, tant'è che è ottava in classifica, e mi aveva dato, come dire, l'impressione di aver messo la freccia e poter andare dall'altra parte della classifica. Lo pensavo anch'io, sinceramente ecco, lo pensavo anch'io. Invece, ok, l'Empoli è forte, però l'ho vista perdere non bene, nel senso che tu te la giochi e poi alla fine perdi. Voglio dire, faccio un paragone Come cretino. arrendersi, dici tu, si è arresa Sì, proprio già. abbiamo visto ieri sera, per esempio, abbiamo visto ieri sera Parma-Inter, no? Cioè, l'Inter è travolgente, per carità, purtroppo, però non ha vinto come spesso vince, ma ha sofferto l'Inter col Parma. Cioè, il Parma ieri, che gli devi dire? Ha fatto una partita che fino alla fine le ha tenuti lì. Ecco, la Regina invece, dopo 1-2, era già cioè, la partita era già andata. E invece quella che avevo visto a Ferrara era un'altra Regina. Però magari è stato un passaggio a vuoto contro una grande squadra. Ora va a Pisa, un Pisa che viene da una vittoria ad Ascoli con 2 giocatori per il momento il Pisa ha, Marin su tutti, e anche quel Mastino che alla prima ha fatto gol, ma poi ce n'ha tanti altri ed è un'altra corazzata questo Pisa. Siamo cioè alla fine purtroppo le nostre battistrada, la Regina un po' meno, non hanno le corazzate delle altre, che chi per tentare la promozione, chi per salvarsi, cioè in alcuni avversari della Regina del Cosenza non ha importanza salvarsi o andare in Serie A, lo stesso fanno le corazzate e questa è la cosa che mi dà fastidio. Noi non riusciamo mai a trovare, come dire, società, a parte come dire, sempre l'ossequiare, dire sempre grazie al presidente Guarascio da una parte, lo stesso Gallo, ma anche altri che hanno fatto la storia della Regina, ma non riusciamo a trovare ancora quelle società, parlo adesso della Serie B, quelle società calabresi forti al punto tale da poter fino ad ora primeggiare con le migliori in classifica. E a parte la parentesi Crotone, che però viene sempre da un'unica famiglia, cioè che è la famiglia Brenna. Io parlavo di società tipo allargata, diciamo, con tanti soci importanti da poter pensare a qualcosa di serio, insomma, ecco. Grazie Silvio, io ti ringrazio già perché siamo proprio in chiusura. L'ultima battuta al mister, le volevo sapere cosa ne pensava lei. Del premio, velocissimamente in un minuto. Il premio, uno solo di premio ne hanno dato, mi pare, è ben meritato da parte di Taibbi, che ha trovato una situazione diversa anche da quella di Cosenza, no? La disponibilità a cambiare una situazione fatta quasi 11 per giocatore. chi dà riceve di solito, no? Taibbi ha dato e ha ricevuto, riceve e dà. Ciò vuol dire che il premio è meritatissimo perché è riuscito a fare una squadra nuova. Ma un altro premio però ci voleva per questo tipo di conduzione in Serie B e lo avrei dato a Trinchera, il quale ha fatto sempre senza dare molto e ricevendo anche poco,
però è riuscito ancora una volta a novembre, all'altro mercato, Sì, il mercato di gennaio. a vendere Baez, se è stato lui che lo ha venduto, portando alle società e alle case, e questa è una cosa grossa. Oggi per essere bravi e per ricevere sempre bisogna spendere. Trinchera ha speso molto poco e io ritengo che le due situazioni si equivalgono. C'è la possibilità, si fa e si riceve il premio. C'è la possibilità o non c'è la possibilità, si fa poco, però quel che si fa potrebbe portare ancora di più premi. Speriamo la salvezza. Grazie a mister Gagliardi, grazie a Silvio Zizza in collegamento, grazie anche a Francesco La Luna per essere stato con noi. Io vi lascio alla rubrica che riguarda come al solito Luca e Luigi che abbiamo avuto ospiti la settimana scorsa. Permettetemi un saluto in chiusura alla nostra responsabile del palinsesto Carmela Formoso, che aspettiamo con ansia che rientri presto. Grazie, a venerdì prossimo. Allora, lui, ci risiamo. Dimmi tutto. Settimana enigmistica. Bellissima, mi piace. Va. Passiamo una poco. Sì, no? sì, 5 minuti. Certo. Allora, iniziamo con la prima. Mi devi aiutare. Dimmi. Corsa in ospedale per un parto prematuro. Chissà, forse è nata. Forse è nato. Ci sta. La nazione che ti tutela di più, 4 verticale, chissà, proprio... Questa è la nazione Paraguay. Paraguay. Chissà. Tutti sa, tutte. Chissà è difficile. Donne che chiacchierano sui tetti. Chissà. Pettegole. Bella però. È entrata. Sì. Bravo. È entrato. Poi? Facciamo l'ultima. Sì, dimmi. Malattia che colpisce l'albero di Natale. Chissà, boh. Questa è malattia diabete. C'è andata pure questa? Mi sa tutto. Basta. Numero 1.